Appare sui quotidiani locali il comunicato del consigliere comunale Montanariello a cui abbiamo dato spazio ancora la scorsa settimana, in cui l'assessore alla cultura Zennaro veniva accusata dallo stesso di essere poco presente durante i consigli e le commissioni, vedendola però attraverso i social sempre in giro per l'Italia, augurandosi non a spese dei contribuenti. La stessa Zennaro aveva subito ribattuto al consigliere, non in grado di vedere l'importanza degli incontri a cui la nostra amministrazione, la nostra città è invitata in questo momento d'oro che sta vivendo. A perorare la causa dell'assessore è intervenuto oggi, dopo la pubblicazione del comunicato del consigliere sulla testata locale, il segretario della sezione di Chioggia di Fratelli d'Italia, Matteo Penzo, il quale vede negli attacchi rivolti all'amministrazione solo polemiche pretestuose atte a cercare uno scontro e non la volontà di affrontare i problemi della città. Afferma il segretario di ritenere che l'assessore abbia dimostrato di essere sensibile alle esigenze e alle istanze del territorio, ma di essere allo stesso tempo vigile ed attenta a rappresentare all'esterno la nostra città nei contesti più utili. Le assenze che vengono contestate dal consigliere sono motivate dalle sue attività tese al rilancio dell'immagine di Chioggia. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Ne parlavamo a fine marzo, titolando il servizio finalmente una collocazione dignitosa per presidenza e segreteria dell'Istituto Chioggia 3 e nell'occasione riportavamo che dopo 7 anni la segreteria dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3 avrebbe lasciato il container che l'ha ospitata per trovare collocamento nei locali della scuola primaria Chiereghin. La nuova collocazione sarebbe stata disponibile all'inizio dell'anno scolastico in corso. Oggi l'intervento conclusivo ha visto la partenza del container. Questo ha svolto la sua funzione temporanea per ben 7 anni e ora ha ceduto il posto a una collocazione più dignitosa che dà nuovamente decoro alla dirigenza e alla segreteria dell'istituto. Fino alla sistemazione delle aule, i genitori che dovevano accedere agli uffici dovevano attendere il loro turno stando all'aperto. Una situazione vergognosa e improrogabile a cui dare rimedio a parere del vice sindaco, assessore alla pubblica istruzione Daniele Tiozzo Brasiola. Gli uffici tecnici hanno fatto il possibile per rispettare l'impegno preso e finalmente questa mattina il container prefabbricato è stato smontato e caricato su un camion per il trasporto eccezionale per essere portato via. Anche la dirigente dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3 si era detta soddisfatta, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel voler valorizzare l'area dove si trova la cittadella scolastica. La segreteria, secondo il progetto, è stata collocata presso la scuola primaria Chiereghin, mentre la presidenza è stata collocata presso la scuola secondaria di primo grado Olivi, con una spesa minima per l'adeguamento degli impianti e la realizzazione di alcune tramezze in cartongesso. Ora verranno risparmiati 20.000 euro annui dell'affitto del container. All'epoca era contrario il consigliere Stecco, che avrebbe preferito che le aule in esubero non andassero destinate a uffici, ma alla didattica o a laboratorio. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di bussolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Caro il nostro consigliere regionale Marco Boffi, senti, giorni fa abbiamo pubblicato un intervento del tuo collega del Consiglio Comunale e Regionale Montanariello che insomma dice cosa state facendo con il trasporto pubblico e quindi è giusto che insomma sapere un po', visto che
Ma guarda, tante volte il collega dovrebbe fare più politico che sindacalista, ma al di là della battuta di stima, di amicizia, ci mancherebbe altro. Però voglio ritornare sul tema, lo voglio incanalare sul binario della trasparenza, visto che ci ha accusato insieme col collega Bullo di essere i furbacchiotti, ma senza portare in sostanza nulla. No, io faccio presente che l'amministrazione comunale sta lavorando, gli uffici preposti stanno lavorando, hanno chiesto anche a livello sindacale di avere anche un apporto indicativo, proprio per portare a compimento un programma, un progetto da presentare da CTV AVM, proprio in funzione del TPL che verrà, del nuovo TPL che verrà a Chioggia. Questo è un po', diciamo così, la tematica. A breve sarà consegnato questo progetto e verrà posto all'attenzione da parte degli uffici appunto di AVM. E dunque non è che siamo stati gli uffici e la politica è stata con le mani in mano. Dopo se Montanariello vuole che gli arrivi una raccomandata con ricevuta di ritorno a casa portata dal postino e che gli dica prima lui a livello sindacale quello che è da fare a Chioggia, e quello è un altro paio di maniche. Beh, però credo che no. Ma no, per carità, abbiamo fatto tante volte opposizione, ci mancherebbe altro se su questo tema qua non ci mettiamo la faccia, però questo è un po' in sintesi, dunque non è che non si stia facendo niente. Sarà fatta una proposta, se la proposta poi sarà valutata da parte di ACTV AVM che possa stare in piedi, bene, altrimenti si andrà sul mercato, si farà il bando, tutto il resto. Però ne approfitto anche per darti un'altra pillola su questo tema. L'altro giorno in Consiglio regionale abbiamo votato una variazione di bilancio da qua a fine anno di circa quasi 30 milioni di euro, di cui ben 14 milioni e 7 vanno sul TPL, e dunque a dimostrazione che nessuno all'interno della regione vuole dimenticare il trasporto pubblico locale, e di questi 14 milioni e 7 la parte ripartita nei confronti della provincia di Venezia è pari a circa il 41%, dunque la fetta più grande, sono circa 6 milioni di euro che a ricaduta va sul trasporto pubblico locale veneziano. Gomma, ferro e acqua. Dunque, per quelli che i soliti hanno qualcosa da ridire nel tema che non si fa niente sia a livello comunale che a livello regionale, credo, visto che era presente anche in Consiglio regionale ed è intervenuto su questo tema, io credo che abbia ben capito il collega che non stiamo lasciando indietro certamente una tematica importante sulla mobilità all'interno della regione. Grazie. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. L'assessore all'ambiente della città di Venezia, Massimiliano De Martin, ha partecipato al Summit Aria Pulita per il Veneto tenutosi a Venezia, promosso da Lega Ambiente Veneto in collaborazione con l'Assessorato regionale all'ambiente e ARPAV. Durante l'incontro politici, amministratori ed esperti hanno discusso delle sfide legate alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente. De Martin ha sottolineato l'importanza di trovare soluzioni realizzabili e praticabili per affrontare i problemi ambientali, evitando promesse irrealistiche. Ha evidenziato l'opportunità di attuare una transizione energetica e ha menzionato l'importanza di investire in settori come il nucleare e l'uso dell'idrogeno. Il summit è stato anche l'occasione per discutere delle azioni a livello territoriale e locale per la tutela dell'ambiente. Il Comune di Venezia sta lavorando su diverse iniziative, tra cui l'espansione delle piste ciclabili, l'adozione di veicoli a energia alternativa per i trasporti pubblici e l'obiettivo di avere mezzi pubblici a zero impatto ambientale sul Canal Grande entro il 2032. Inoltre è in corso la creazione di un grande parco fluviale di 23 ettari. De Martin ha anche menzionato il MOSE, che ha migliorato significativamente la protezione della città da inondazioni.
istituzioni. Il summit è iniziato con la presentazione dei risultati di un sondaggio condotto da Legambiente nei comuni del Veneto riguardo la qualità dell'aria e le azioni anti-inquinamento delle istituzioni. Durante l'incontro sono state affrontate varie questioni, tra cui lo sviluppo di politiche ambientali efficaci a livello europeo, nazionale e locale, nonché strategie per educare il pubblico sui comportamenti ambientali corretti e promuovere le iniziative delle amministrazioni pubbliche per ridurre le emissioni inquinanti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Sono assolutamente meritato. Sta entrando? No. Eccolo qui. Io l'ho portato nel 2009 per un'uscita ufficiale in fiera, però devo ringraziare il Ministro per questo bello omaggio che fa, per aver organizzato, diciamo, l'ultima uscita ufficiale pubblica di Varenne, detto il capitano. Eccolo qua. Un applauso. Grande Varenne. In occasione della Fiera Cavalli, l'evento che celebra il mondo equestre a Verona, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha condiviso la sua profonda ammirazione per l'indimenticabile Varenne, il leggendario campione del trotto. Emozionante l'incontro per il presidente Zaia, che lo ha ammirato, memore dei suoi trionfi, in tutta la sua bellezza e maestosità, che gli hanno fatto guadagnare l'affettuoso soprannome il capitano. Nonostante i suoi 28 anni, un'età avanzata per un cavallo, Varenne è stato portato a Verona per l'evento, un gesto che ha meritato i complimenti del presidente. La storia di Varenne ha lasciato un'impronta profonda nel mondo del trotto e oltre, tanto che in passato è stata perfino creata una t-shirt in suo onore con la scritta Varenne, un atleta chiamato cavallo, molto popolare tra il pubblico, dimostrando l'amore e l'ammirazione che le persone nutrono per questo straordinario animale. Nel complesso, Varenne è ancora oggi considerato il miglior cavallo nella storia del trotto moderno e la sua presenza alla Fiera Cavalli 2023 lo rende indiscutibilmente imperatore di questo evento dedicato al mondo equestre. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo, che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.